avesse chiesto a Andy Warhol, nato a Pittsburgh nel 1928, epigone della pop art, a quale pittore si fosse mai ispirato, avrebbe sussurrato, e noi lo confermiamo, Roy Lichtenstein, nato a New York, ove nel 1961 propone Look Me, il suo primo quadro pop. Anche lui inizia a lavorare quale disegnatore pubblicitario, ma nel frattempo insegna alla New York University. Nel 1966 abbandonerà l'insegnamento inseguito dal successo per i suoi fumetti, ingigantiti dalla sua particolare tecnica a puntini. Eddie Dipke è la prima opera della low culture, il fumetto. Aggiunge la high culture ponendo un testo sulla sinistra. Scelta profanante e profetizzante l'arrivo dell'arte concettuale. Erano anni in cui tutti appendevano qualsiasi cosa, anche uno straccio, da cui cola la vernice. Temiamo si riferisse a Jack Pollock, di cui abbiamo narrato la difficoltà a capire da che parte appendere le sue tele. Tutti odiavano l'arte commerciale, ma evidentemente non abbastanza. Ironia esplosiva, la sua difesa migliore. Con Little Aloha inizia i ritratti femminili, non più personaggi dei fumetti, ma immagini tratte da foto pubblicitarie. Ovviamente tutte sorridenti, ammiccanti, soddisfatte, si concentra sul volto, le labbra seducenti, i capelli luccicanti, una sintesi tra la ragazza di copertina che pubblicizza un frigorifero e quella della porta accanto, semplice e sensuale, che noi mai incontrammo. La gioia, si sa, è fugace, un bacio d'addio verso orizzonti nuovi. E Roy cambia il linguaggio, pone l'oggetto al centro dell'attenzione. Oggetti banali, d'uso quotidiano, come può essere un rocchetto, rivela insospettate perfezioni. A poco scoprirà Mondrian, Léger e la scultura in un colloquio continuo tra tecnica artistica e quella della comunicazione. Perché faccio i salti mortali per far sembrare oggetti commerciali, ma al tempo stesso dipinti o sculture interessanti. Così è, e ci piace raccontare.